modo di donna. Ragazzi, terza miniatura di fila, non posso crederci. 18ª mossa. Sono emozionato come un canguro del Polo Nord. Buongiorno amici di Matto Scacco, siamo a ridosso delle feste natalizie e questo non ci vieta di continuare a portare video sul canale. Oggi continuiamo la serie, continuo a giocare finché non perdo, quindi per evitare che queste puntate diventino lunghissime, giocherò 5 minuti. Attualmente abbiamo, che punteggio su questo account? Abbiamo un punteggio Blitz di 1923, giocherò 5 minuti, sfiderò avversari e vediamo un po' come andrà. Il mio avversario direttamente dal Regno Unito, giocheremo, bisogna essere un po' veloci purtroppo e vediamo un po' cosa succede. Allora, giochiamo in modo strano per cercare di togliere ogni certezza al nostro avversario. Togliamo ogni certezza voi che entrate. Vai, cavallo qui. Cavallo qui ci sta sempre bene. Cavallo qui ci sta sempre molto bene. Perché questa mi regali un pedone? C'è qualche barbatrucco che non conosco? Boh, lo scoprirò fra pochissimo. Ma sì, va bene. Così sviluppo anche la regina gratis. E così forse riesco a prendermi qualche pedoncino qui sopra. Allora, la regina deve tenere il controllo qui. Tac. Tac. Allora, qui sicuro c'è qualcosa che non sto vedendo, sicuro. Intanto facciamo quello che bisogna fare, ossia questo. Poi si vedrà. Su cattura catturo d'alfiere, centralizzo l'alfiere, attacco la regina, va bene. E ora quasi quasi vado per raddoppiare le torri. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Su cattura ovviamente perde la torre, quindi c'è l'inchiodatura. Se non sono messi bene i pezzi del mio avversario, adesso dopo il raddoppio credo di avere un buon gioco. Ho meno tempo del mio avversario, tanto per cambiare, però penso che saranno coordinati bene. Torre qui, non vedo controrisposta da parte del mio avversario, forse questa con minaccia di questa, è interessante. Però catturo e vado in vantaggio di materiale. Sì. Forse toglierà le alfiere per rendere, non lo so. Toglierà il cavallo, volevo dire. Ok, ogni tanto attimi di dislessia. Dai, cerchiamo comunque di divertirci anche quando giochiamo. Si può vincere, si può perdere. È un gioco che fa male. Perché questa mossa? Io non me lo chiedo neanche. E quindi vado subito diretto da queste parti. C'è ancora l'inchiodatura. Questo cavallo devo dire che è un mostro, questa è stata la mossa della vita. Allora, vediamo come si può continuare. Eccolo che l'ha fatta, hai visto che l'infame l'ha fatta. Allora, io vorrei continuare a mantenere la pressione. Se porto un cavallo qui, cosa si può fare? Se porto un alfiere qui, cosa si può fare? Se porto un alfiere qui, ho un sacco di attaccanti qui sopra. Una marea, 1, 2, 3, 4, 5 attaccanti sul pedone C5. Mi vorrai dire che non può non cadere, dai. Non può non cadere. Che cosa può fare lui? Ah, e però c'è questa? Sì, credo che gli sia sfuggita. Mamma mia, è crollato con la pressione, è crollato dopo tutta la pressione. Una miniatura di 19 mosse, bella, bella. La analizziamo per vedere. Vabbè, sprechiamo l'unica analisi gratuita su questo account per vedere
Com'è andata? Credo di aver fatto una buona precisione e invece si scoprì che è stata una pessima partita. 88%, va bene, va bene. Pensavo meglio. Vediamola velocemente insieme. Ok, l'apertura è stata ignobile. Vediamo se il cavallo lì è stata giusta. Non era meglio a 4. Ignobile, si potrà catturare subito. Ignobile la mossa di toro. Ok, ok, facciamo che per la mia autostima non le analizzerò mai più le partite. Andiamo subito a giocarne un'altra. Si continua. Questa volta l'avversario è molto forte e andremo di aperture strane ancora per mettere sempre i nostri avversari veramente in grave difficoltà e farli uscire dalla loro zona di comfort. Forse potevo tornare in F6. Probabilmente potevo tornare in F6, sì. Chi me l'ha fatto fare di portare sto povero cavallo qua? A chi me l'ha fatto fare? Boh. Va bene. Va bene, va bene. Se... Vai. 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 Su questa c'è questa, eh. E minaccio anche questa, credo. Sì, questa è forte questa minaccia. Cavallo B4 perché minaccio sia il salto qui che il salto qui. Se va qui si becca C2. Se va in B1 perde il pedone in C4. Io perdo il pedone in B7. Però lui ancora re al centro. Secondo me ho varie possibilità. Tra l'altro adesso... Sì, perché questa mossa? Sai che non capisco il senso di questa mossa? Se io faccio così, scusa, che mi fai? A parte che c'ho questa, però tu hai questa. Non capisco. Ah, che vuoi mettere il cavallo qui? Ma io non ti do modo di mettere il cavallo lì, ci faccio subito questa. Prenditi questo, ma io prendo alfiere di 3. Ah, volevi mettere semplicemente il cavallo in A3 per difendere C2. Credo, perché faccio fatica a capire questa mossa. Ripeto, adesso ci attacco su D3 su C2. Adesso cade C4. Caderà anche 3. Cadrà, non caderà. Cadrà B2. È vero che c'è donna qui. C'ho torre B1, credo che sia molto forte. Sì, sì, penso di essere in una buona situazione. A Rocco corto forse era quella che mi spaventava un po' più di tutti in questo caso. Mi attacchi il cavallo. Devo capire se schiantartelo qua, ma ti rinforzo il centro. O se c'è qualche mossa più carina. Tipo questa, per esempio. Va bene, te lo schianto sull'alfiere, visto che non ho troppo tempo per pensarci. Ora su questa minaccio le scoperte, quindi lo devi difendere quell'alfiere. Questa attacco a questo punto più volte. Sì, 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 sì. Questa è la mossa che prenderemo in esame. Tra l'altro c'è sempre questa. Questa non si può prendere perché c'è questa. Minaccio il cavallo, quindi mi aspetto una mossa come donna E2, però donna E2 perde il controllo qui, donna D3 non si può fare. Va bene, credo cavallo, credo, prendo il cavallo, poi prendo questa con scacco. Forse c'è di meglio, ma attualmente non riesco a vedere nient'altro di meglio, di troppo meglio. Scacco. Cambio le donne e prendo anche il pedone centrale. Penso di star bene. Ok. Ok, questo ce lo prendiamo perché è un pedone, è pur sempre un pedone. Ok, adesso sono parecchio indietro di sviluppo, quindi mi devo dare una sistemata. Allora, questo alfiere lo ritiriamo in bis. Ok, va bene, va bene. Onesto, onesto, onesto. Richiede la rivincita, però diciamo che in questo tipo di format mi piace giocare contro avversari diversi. Devo dire che anche questa, anche questa 20 mosse. Seconda miniatura, ragazzi. Seconda miniatura. Adesso per par condicio la devo prendere io la miniatura. Adesso prendo un avversario che mi massacra in 20 mosse. Vai.
Vai, giochiamo sempre in maniera strana. La Liekin nelle blitz secondo me è formidabile. La Liekin nelle blitz è formidabile. Secondo me. Perché insomma sfrutti il fatto che non la gioca mai nessuno. Non conosco assolutamente nulla di tutto ciò. Ok, forse ora questa inizia a avere senso. Cavallo C6 a Rocco lungo e buonanotte. C4 era pericolosa, meno male che non l'ha fatta. Meno male che non l'ha fatta. Era molto pericolosa. È tuttora pericolosa. Urcos è pericolosa. Non mi piace per niente. Oh, Madonna, che situazione drammatica. Ok, dato che C4 arriverà e qui me la prendo io la miniatura. E5, se può fare E5. E5. E5 se può fare forse. E5. Tac. Se può fare forse E5. Cavallo. Vai, la faccio. Non ho calcolato bene, ma la faccio. Gioco sul fatto che qui c'è una torre. Quindi su donna qui c'ho doppia minaccia, alfiere di 2. Ok. Quindi c'è questo sospeso. E lo schiantiamo qua. Attenzione a questa. Mi sa che ho fatto una cappellata. Mi sa che gli ho regalato semplicemente della roba gratis. Scacco. Gli ho regalato del materiale gratis. Sì, gli ho regalato della roba. Va bene, vantaggio di un pedone. Ecco, stavolta me la prendo io la miniatura, come si suol dire. È un pedone in più in questa situazione così statica. Fa la differenza. Ok, penso che posso giocare solo per la patta a questo punto. Brutta situazione. Brutta, brutta, brutta. Ok, andiamo di torre. Così posso mettere la torre on the face. Torre qui, torre... ma neanche. Giochiamo questa. Questa. E così attacchiamo così. Creiamo un attacco di questo tipo. Almeno cerchiamo di dare matto, se no qui è tragica. Se no qui è tragica. Sì, se lui cambia i pezzi semplicemente vincerebbe la partita perché c'è pedone in più, molto rottura the balls. E adesso mi piace la situazione. Questa perde la regina gratis. Non so perché sia andato proprio qua. E come la salvi questa? D5? Ti catturo? D5 mi riprendo il pedone. Mi riprendo il pedone. Il che va sempre bene. Su una torre qui posso tornare qui indietro. E rimane il problema. Perché se faccio questa... Scusa, se io vengo qui. Se io vengo qui. Non ti rimane questo problema qua? Domanda da profano. Forse devi fare queste complicazioni qui. Perché io rischio sempre il matto, eh. Però c'è la donna che tiene... La donna che tiene 8, secondo me, anche dopo queste cose... Mamma mia, arriva l'altra miniatura. Attenzione, siamo alla 18ª mossa. Miniatura. Arriva l'altra miniatura. Attenzione. Attenzione. Abbandona, ti prego. Ti prego, abbandona anche tu. Se faccio 3 miniature di fila sono la persona più contenta della vita. Dai, dai. Dai, ti prego, ti prego. Ti prego. Ti prego. Va che abbandona o lascia scorrere il tempo e perde. A 18ª mossa. 18ª mossa. 18ª mossa. Miniatura. Terza miniatura di fila. Su una partita che sembrava persa. Attenzione. Sta per arrivare. Sta per arrivare la miniatura. Lui ancora non lo sa.
Ancora non lo sa. Eh sì, perché non ha neanche questa, perché io vado di donna. Ragazzi, terza miniatura di fila, non posso crederci. 18ª mossa. Sono emozionato come un canguro del Polo Nord. E a questo punto io ne faccio un'altra. E non è che sfido la sorte, è che il format dice così: continua a giocare finché non perdi. Mamma mia, difesa agli Ekin. Prometto che prima o poi ci farò un corso sull'Accademia sulla difesa agli Ekin, almeno le linee che gioco io, che conosco io, che hanno sempre un non so che. Tu di dove sei? Moldavia, ma sta bandiera non mi entra mai in mente. Andiamo. Giochiamo un sistema colle tranquillo, solido. Ecco. Perché non voglio subire io la miniatura, perché qui sa che la subisco, eh. Qui, qui la subisco. A sto giro subisco io la miniatura. Madonna, tutte queste miniature sono. Mi hanno elettrizzato. Mi hanno elettrizzato. Mettiamo pressure sul centro. Mettiamo pressure. Pressure test. Se io catturo non guadagno un pedone. Dovrei guadagnare un pedone. Attenzione che arriva un'altra miniatura. Però, aspetta, è vero che guadagno il pedone, ma dopo lui c'ha scacco qua, devo mettere il rendi 1, però dai, oh. Cioè, nel senso, mica perderò la partita perché perdo la Rocco, no? Tra l'altro, io ti minaccio adesso anche. No, F7 non è minacciato, però ti minaccio questo. Ciò vuol dire. Ciò vuol dire. Ciò vuol dire cosa? A3 forse, giusto. Ok, attenzione, adesso bisogna essere molto bravi a gestire il vantaggio. Su questa. Questa è carina. Questa è carina perché difende anche lo scacco qua. E minaccio questa. Lo sai che mi piace tantissimo questa? Questa, cavallo, mi prendo l'alfiere. Tu fai scacco, re qui, e la tua donna entra in gioco. Mi piace cavallo qui, eh? Però dai, giochiamo più normali. Alfiere di 2 o A3? Credo che A3 sia più corretta. Basta che non perdo per il tempo, penso che vadano bene tutte. Alfiere di 2, dai, buonanotte. A3. Scherzavo, A3. Vai, giocata. Questa regina dove potrà andare? Io la vorrei tenere sul bianco e quindi la porto. La porto qua, continuiamo a tenere questo attacco qui, anche se in realtà non fa assolutamente nulla. Alfiere di 3, arrocco. Attenzione al tempo, Christian, te lo dico, questa la perdi per il tempo. Questa la perdi per il tempo, te lo dico. Come va a finire? So già, le conosco queste cose. Dammi l'alfiere. Dammi l'alfiere che sono contento si apre la colonna G. Qui arriva la spinta in C5. Arriva la spinta in C5. Giochiamo questa, va? Giochiamo questo. Bisognava contrastarla questa. Ok. Ovviamente non ti catturerò mai, però posso anche spingere se voglio, se mi girano le balls. Questa, attenzione a questa, eh. Non è una bella situazione comunque, eh. A parte tutto, non è una bella situazione. Catturo, arriva il cavallo. Vabbè dai, cattura, arriva col cavallo, fa un po' come cacchio dei pare. Come direbbe Christian De Sica, no? Forse non dovrei catturare. Alfiere in D3. Vai, chi se ne frega, dai, volevo metterlo in E2 per giocare più solido, ma a un certo punto cattura. Non può catturare, è vero che c'è la donna qui, però questa c'è, eh. Questa appena è possibile c'è. Se spingo, trasformo la struttura pedonale sul bianco, cattura. C'ho questa.
sta qui. Attacco sulla donna, la donna andrà sul nero. Catturo, poi catturo. Forse ora qualcosa ce l'ho. Forse qualcosa ce l'ho dopo la cattura qui. Vediamo se è vero. Catturiamo qua. Oh, che brutta situa. Ok, la torre può andare qui, ma anche la sua torre può venire qui. Quindi giocherei una onesta, un'onestissima alfiere qua. E poi il re andrà in E2, va? Spero di non perdermi nulla. Il re in E2 per difendere F3. Ok. Re in E2 tutta la vita. Re in E2 tutta la vita. Un pedone in più, giochiamocela bene che ce la portiamo a casa. Torre G1. Re in E2 tutta la vita. Torre G1. Vai che si ripropone il tema di prima. Tra l'altro ripropongo anche questa. Ok, non so che giochetto tu mi voglia fare qua. Io non ti posso catturare qui, no? Questa però ora te la voglio proporre, come si suol dire. Dopodiché c'ho H4, no, in realtà non c'ho H4, però torre qui e torre qui, assolutamente sì. Questa perché? Questa la posso fare perché poi arrivava la torre qui. Però adesso sono Kaiser Amari. Tu puoi entrarmi di qui però. Puoi entrarmi di qui. Però in realtà qui a lato gli attacchi non mi fanno troppa paura. Va bene, qui penso di star bene io, no? Sono perso qualcosa. 2 pedoni di vantaggio. C'ho solo 44 secondi, per il resto va tutto bene. Va tutto benissimo. Va tutto benissimo, ragazzi. Cerchiamo di cambiare le donne, va? Cerchiamo di cambiare le donne. Che cosa sto vedendo? No! No, arriva il matto. No! Non ci credo. Non ci posso credere. Ho perso come un piccio. Vediamo se ho preso la miniatura. Quante mosse sono? No, dai, 31 mosse. Oh, ho perso come un piccio. Mamma, se ho perso come un piccio. Vediamo qui. No, dai, non posso crederci. Vantaggio netto. Qui cosa devo giocare? Donna C3. La volevo giocare donna C3. Perché non l'ho giocata? No, matto in 2. Perché non ho giocato donna C3? Perché io devo sentire le mie sensazioni. No, che piccio totale. Devo sentire le mie sensazioni. Donna C3 era corretta. Ragazzi, purtroppo la serie di miniature di vittorie finisce qui. Molto amara, questa molto 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 amara. Non so se passerò un buon Natale dopo questa. Spero che vi siate divertiti come sempre. Io vi mando un abbraccio, se non dovessimo vederci prima un caro saluto e tanti auguri a voi e ai vostri cari. Ciao!